could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Emanuele Berrettoni, domenica arriva il Monza e la partita decisiva, bisogna vincere assolutamente. Altrimenti siamo fuori, quindi non è che abbiamo molte alternative. Sappiamo che sarà una partita difficile come è stata l'andata, dove l'hanno vinta loro per un episodio, ma noi sappiamo che a casa nostra sarà sicuramente diverso. Il Bassano di solito quando ha le partite decisive è sempre presente, difficilmente magari quando deve pareggiare, che cerca di controllare, non ce la fa. Quindi diciamo la situazione è giusta domenica dover vincere. Sì, ma insomma come domenica scorsa entreremo sicuramente in campo per vincere. Abbiamo un risultato solo, quindi con testa bisogna cercare di raggiungerlo. Dove si vince la partita domenica? Ma non lo so, si vince da come la stiamo preparando in settimana, domenica è solo una conseguenza. Domenica scorsa a Monza c'era un pubblico che ha dato un grosso aiuto alla squadra, era un 12° uomo in campo. Cosa vi aspettate dal vostro pubblico? Ma ci aspettiamo tanto entusiasmo, gente che ci crede come ci crediamo noi. A casa nostra sarà una partita diversa, perché noi comunque siamo una squadra diversa, sappiamo che dobbiamo vincere, come dicevo prima siamo molto fiduciosi. L'ideale è cercare di stare tranquilli, avere molta pazienza tutti quanti, perché ci basta il minimo scarto e siamo una squadra che può riuscire a far gol in qualsiasi momento. Sicuramente il Monza non è il Fano né la Giacomense, la classifica ha attestato questa cosa. Però, bene o male il nostro gioco è quello, non cambierà sicuramente. Allora sono 2 o 3 settimane che fanno svariati dei programmi, da quando che devono vincere il campionato perché se lo meritano, a che non era rigore quello di domenica, che hanno paura degli arbitri, veramente sono 3 settimane che parlano solo loro. E quindi faranno la partita che hanno fatto a Monza, ci aspettano e poi ripartono, perché non ho visto una squadra che ha creato tutto questo gioco spumeggiante. È un'ottima squadra sicuramente, fatta di un ottimo collettivo, di un mister bravo e preparato, che ha giocatori importanti in tutte le zone del campo, però ecco, a dire che verranno qui a giocarsela io ci credo, per carità di Dio, però in casa nostra sarà diverso. Sicuramente secondo me sarà una bella partita, perché in campo come l'andata ci saranno 2 squadre che cercano di giocare e di proporre il gioco. Il rigore è rigore, perché se un difensore non guarda il pallone ma guarda l'avversario, il regolamento dice che è rigore, poi dopo se è stata più o meno evidente la trattenuta, quello non lo so, però insomma sono episodi che poi finiscono lì. Ecco.